Benvenuti al Punto, benvenuti a Telefriuli e benvenuto al primo cittadino di Osoppo, Luigino Bottoni. Benvenuto avvocato, come stiamo? Grazie dell'invito, stiamo bene, cerchiamo di fare il nostro meglio e insomma, Bene, allora, di dare le risposte che in questo momento il territorio chiede. È un momento anche complicato, un po' difficile, Sì, non solo dal punto di vista psicologico, ma concretamente mi pare, no? Sì, io ho tanti anni di amministrazione, però devo dire la verità che questo è un momento veramente complicato. Bene, il bilancio come l'avete Il impostato? bilancio, Per esempio le tasse, perché tutti mi mandano messaggini, chiedi le tasse, chiedi le tasse. il bilancio l'abbiamo chiuso, non senza qualche difficoltà, proprio per non aumentare né le tasse né le tariffe. Quindi il Comune di Osoppo ha lasciato tutto invariato, quello che è ormai invariato da tantissimo tempo e da tanti anni. Lo sforzo per mantenere l'invariato quest'anno in particolare è stato grande, perché la parte energetica, come sappiamo tutti, insomma, non colpisce solo le famiglie, non colpisce solo le attività, ma colpisce in maniera pesante anche il pubblico, l'ente pubblico. Quindi abbiamo dovuto raddoppiare, anzi moltiplicare per 2,5 i capitoli dell'energia, quindi dell'energia e del riscaldamento, il che ha portato una rigidità di bilancio non da poco, nel senso che se prendi da una parte, da un'altra parte devi per forza lasciare, ma nelle cose che abbiamo tenuto ferme sono appunto il non aumento delle tariffe e delle tasse. Poi naturalmente c'è adesso questo piano nazionale di ripresa e resilienza, Sì. no? Quindi c'era qualche progetto anche per Allora, noi abbiamo un voi, progetto no? molto interessante sulle scuole, sull'ampliamento della scuola dell'infanzia e l'ampliamento del fabbricato e quindi la creazione di un asilo nido che appunto va sul PNRR. La difficoltà che incontriamo è quella che il PNRR, le domande del PNRR sono strutturate per dei comuni che hanno uffici tecnici molto sviluppati, molto grandi, che possono fare molte cose, perché per presentare queste domande ci vogliono competenze informatiche, Poi ci sono i tempi anche ci sono tempi contingentati, solo le istruzioni sono 100 pagine per fare queste domande. Allora una regione, un ministero, un comune capoluogo ha un ufficio tecnico dove può dire metto a disposizione 3 persone per fare solo quello. Sì. Un comune piccolo come il nostro, come gli altri comuni della nostra dimensione, non hanno questa possibilità, quindi l'ufficio tecnico è già oberato di per suo. Quindi la difficoltà non è tanto né nelle progettualità e probabilmente neanche nei soldi, perché ci sono. Trovare la persona che si nelle dedichi risorse umane. Nelle risorse umane e nelle competenze per poter presentare questi progetti che sono veramente complicati. Viene incontro oppure la Regione ha fatto una cabina di regia, sì, ecco, che viene incontro. Importante sarebbe avere un po' di tempi in più, tempistiche non così serrate, perché la cabina di regia è importante, regionale, dà un aiuto reale. Però diciamo è stata costituita negli ultimi tempi, quindi funzionerà per i prossimi mesi. Diciamo che ha bisogno mesi. Un po' anche di rodaggio, di capire i contesti vari, no? Eccetera. Sì. Bene. Poi c'è sempre la viabilità, perché tutti i comuni hanno, no? Tutti hanno viabilità, la viabilità, quindi... per quanto diciamo che insomma, nel corso degli anni si è fatto tanto, si è migliorato tanto, però viabilità c'è e noi abbiamo in programma 3 rotatorie nell'asse principale, nell'asse che quindi collega la vecchia strada provinciale con la vecchia strada regionale. Che ha un suo traffico abbastanza sostenuto. No? Sì, perché ci sono attività produttive, ci sono zone artigianali e zone industriali, quindi noi abbiamo lo sviluppo di 3 rotatorie che insomma contiamo nell'ambito della chiusura del mandato di averle realizzate tutte e 3. A quel punto lì diciamo che la viabilità principale del nostro comune sarebbe sia messa in sicurezza, sia messa anche in una situazione bella dal punto di vista estetico, dal punto di vista dell'area urbano. Ho capito. E poi c'è la vigilanza sulla viabilità, no? Perché, la vigilanza sulla viabilità, e anche lì abbiamo fatto uno sforzo nel corso del 2021, l'anno scorso, perché abbiamo aumentato la vigilanza di una unità. Quindi c'è un vigile in più nel comune di Osoppo e credo che si comincino già a vedere i risultati, proprio perché è un crocevia, Osoppo, insomma, di grossa viabilità, soprattutto commerciale e pesante, che attraversando un centro storico, un centro urbano, ovviamente crea dei disagi. Insomma, anche il traffico pone, se da una parte pone anche una certa dinamicità, quindi la gente dice siamo proprio nel pieno dei lavori, dall'altra parte insomma crea anche dei problemi, no? Sì.
Sul piano regolatore generale come siete messi? L'avete implementato? Sì, il piano regolatore ovviamente è da tanti anni che Sì. ci sono le varianti, Sì, però, le varie varianti che vengono periodicamente presentate. In questo momento non abbiamo varianti generali in corso che stravolgono il piano regolatore, abbiamo delle varianti puntuali che servono per andare a dare risposta a delle singole problematiche che si sono nel tempo sviluppato, che possono riguardare tutto un comparto o possono riguardare una singola realtà, un singolo intervento. E stiamo lavorando un po' soprattutto sulle norme del centro storico perché sono forse un po' troppo vincolanti in questo momento rispetto alla necessità di edilizia che si sta registrando. Ecco, poi c'è il tema anche sempre del pianta organica e del segretario in particolare, perché come dico sempre, tutti i suoi colleghi dicono ma qua è un problema. È un problemone, non sappiamo come fare, cioè, facciamo queste convenzioni ad hoc, eccetera, però insomma non c'è una continuità. No, il problema del segretario comunale è un problema molto serio, credo per tutta Italia, ma limitandoci alla nostra regione che conosciamo bene, un problema veramente serio che colpisce soprattutto i comuni di dimensione inferiore, perché i segretari che ci sono chiaramente sono più attratti dai comuni più grandi, perché anche insomma sono condizioni migliori in tutti i questione anche di tutti stipendio e di tutto stipendio, quanto, insomma, status, anche insomma, prestigio e tutto. E restano i comuni piccoli veramente scoperti. Noi non abbiamo un segretario comunale titolare, abbiamo un vice segretario, una vice segretaria che veramente fa i salti mortali perché è anche posizione organizzativa della ragioneria, quindi fa ragioneria e vice segreteria, quindi potete immaginare che salti mortali deve fare per vedere tutto, di tutto. Ecco, passiamo alle associazioni. Riprenderanno sicuramente un po' l'attività perché la pandemia mi pare che la vediamo uscire dai radar. La pandemia la vediamo un po' uscire dal radar, ma vediamo entrare qualcos'altro nei radar, quindi non sappiamo bene di che morte bisogna morire a questo punto. La guerra in Ucraina ci porterà profughi, sicuramente. Esatto, si esce da un problema, se ne entra un altro, ma un problema sempre c'è. Diciamo che sicuramente il 2020 e il 2021 sono stati 2 anni di grande sofferenza per le associazioni, per tutta l'attività di carattere associativo, che ha portato 2 grossi problemi. Il primo problema è che non si sono stati fatti eventi perché non era possibile, insomma le zone rosse, gialle, il lockdown, eccetera, arancioni, eccetera, non hanno consentito questo. Da una parte. Dall'altra parte ha un po' scoraggiato i volontari, nel senso che è difficile al giorno d'oggi, sempre più difficile al giorno d'oggi, trovare volontari. E quindi le associazioni si sono impoverite un po' perché non hanno potuto fare quello che era la loro attività sociale normale e un altro po' perché i volontari si sono allontanati, vuoi le difficoltà, vuoi i problemi, vuoi la pandemia, vuoi la paura, vuoi uno stato mentale insomma, che ha colpito tutti noi, insomma, con un po' di scoraggiamento, mancano i volontari, quindi il problema grosso e serio... Questo è sentito dappertutto, effettivamente è stata una regressione. Quindi bisogna lavorare prima che ancora sulle associazioni, sui volontari. Una volta che si è lavorato sui volontari, si è riportato, e soprattutto i giovani. Poi c'è anche il problema nelle associazioni dei nostri paesi che chi fa parte di un'associazione fa parte magari di 5 associazioni, sono sempre quelli. E quindi veramente si danno da fare tanto, ma purtroppo non possono fare tutto. Non arrivano dappertutto, insomma. Ecco, parliamo un po' del Collinare, no? Perché lei mi pare che è impegnato molto nel Collinare, a livello di vertice. Ecco, com'è la situazione lì adesso al Collinare del Friuli, che è stata la prima, la più antesignana, ecco, diciamo così. La comunità Collinare quest'anno festeggerà il 55esimo di fondazione del trattato istitutivo. La comunità Collinare è nata come consorzio volontario di comuni che si sono messi insieme per gestire alcune cose e sono andati così bene nel corso del tempo di questi 50-55 anni che la Regione con una riforma oculata ha ben pensato di trasformare la comunità Collinare da consorzio volontario in ente locale, in ente pubblico, quindi siamo a tutti gli effetti un ente locale come il comune, come la Regione, eccetera. Quindi un ente di area vasta, insomma, un ente di area vasta. E questo ha aperto veramente dei canali inimmaginabili. Una piccola provincia, insomma. Un'area vasta, un ente di area vasta, insomma, una piccola provincia. Non ci sono le competenze che aveva la provincia, ci sono molte meno competenze, però è un'area vasta e interessante su alcuni aspetti.
E questo ci ha dato molto slancio per quanto riguarda la possibilità di interfacciarsi con la Regione e quindi anche di intervenire in bandi e linee contributive che sono sempre state riservate agli enti pubblici e cui la Collinare non poteva attingere e che invece in questo momento sta riuscendo ad attingere. Quindi sono nati alcuni progetti nuovi che in passato non si potevano fare. Diciamo che sono 3 le linee in questo momento che la comunità collinare sta portando avanti. La prima linea è quella storica dei servizi per i comuni che sono associati, che fanno parte dell'Assemblea dei Sindaci. Ricordiamo quanti comuni sono associati. Sono 15 comuni. Una sono bella associati, esatto, con la possibilità del 16° nei prossimi giorni, nei prossimi tempi. Quindi servizi per i comuni associati, che sono servizi molto importanti, che non vengono più svolti all'interno delle singole amministrazioni comunali, ma vengono svolte a livello comprensoriale. Inoltre abbiamo una grande competenza e cerchiamo di sviluppare il turismo locale, così come anche la cultura, e infine siamo un ente pioniere nelle comunità di energie rinnovabili, le CER, di cui si sta parlando tanto. Si sta parlando tanto. Abbiamo avuto un finanziamento rilevante da parte della Regione, 5.400.000, per portare avanti il progetto delle comunità di energia rinnovabile, che attualmente, da quanto risulta, è il progetto più grande che c'è in tutta Italia come finanziamento e quindi anche come possibilità. Quindi il contesto è attuale e naturalmente sta diventando ogni giorno più attuale, visto cosa darete delle risposte puntuali. Insomma. Speriamo. Ecco, lei crede che questo modello della comunità collinare del Friuli possa essere un modello da replicare in tutta la regione, cioè, sono 15 comuni. Insomma, io mi auspico di sì. Il modello è più o meno quello già esistente nelle comunità di montagna, dove funziona, dove le comunità di montagna hanno una storia ancora più lunga della nostra e comunque anche funzioni superiori, perché ci sono le funzioni montane che le comunità di pianura non possono avere. Però io mi auspico di sì che possa venire replicato in grande stile, perché veramente credo che noi stiamo dando, io ho la duplice veste, che appunto come amministratore della comunità e anche come sindaco, e quindi riesco a vedere quanto beneficio può avere una singola amministrazione, soprattutto di un comune piccolo o medio, comunque dei comuni delle nostre dimensioni, quanto beneficio può avere una singola amministrazione nel partecipare ad una realtà di area vasta. È una crescita anche non solo amministrativa, anche... E quante cose che non sarebbe possibile prendere in mano in un'amministrazione comunale, invece vengono prese in mano in comunità collinare. Quindi questo è un modello che bisogna seguire da vicino. Sì. Bene, allora, caro Sindaco, intanto grazie per la partecipazione, che ci ha dato uno scandaglio perfetto di tutta la zona collinare e del suo comune in particolare. No, e naturalmente le porte qui al Punto sono sempre aperte per lei e per la sua amministrazione e noi ci vediamo la prossima volta con un altro sindaco, un altro primo cittadino e altre storie. Alla prossima.